Il futuro della riserva, oggi un interessante convegno che diverte anche i protagonisti che hanno cercato di contribuire appunto alla sua nascita, ma ora bisogna passare ai fatti, ci vuole l'ente gestore, questo è il senso del suo intervento fatto poco fa. Sì, ci vuole l'ente gestore perché ormai la riserva è una cosa consolidata, però è necessario che ci sia qualcuno che controlli chi fa che cosa, anche perché l'ente gestore avrà il compito di formulare e presentare il piano di utilizzo. Il piano di utilizzo è la cosa fondamentale e in questo momento chiunque può fare qualcosa e non è una cosa giusta per la riserva. Quindi abbiamo messo un punto fermo che è la istituzione della riserva lo scorso maggio e proprio per questo abbiamo voluto questo convegno per ringraziare l'onorevole Savarino che molto si è battuta insieme con l'onorevole Musumeci per l'istituzione della riserva dopo 26 anni. Avremmo voluto presente, e lo abbiamo invitato, il generale Scardino perché abbiamo il problema delle esercitazioni nelle zone fuori dalla riserva ma limitrofe alla riserva e ha declinato l'invito. Speriamo di averlo qui con noi presto perché dobbiamo discutere. Noi abbiamo bloccato le esercitazioni con un sit-in lo scorso anno e anche quest'anno e siamo pronti a rifarlo qualora loro dovessero decidere di tornare ad esercitarsi. Noi siamo qui, i cittadini sono con noi e la riserva non è assolutamente compatibile con le esercitazioni militari. Qual è il suo apporto oggi a questo interessante convegno sulla riserva che sta organizzando Mare Amico? Ma soprattutto sulla possibilità, come viene prospettata, della compatibilità con il poligono militare. Su questo le ricerche che abbiamo sviluppato in questi anni dimostrano che non c'è nessuna possibilità di mettere insieme un'area protetta, una riserva naturale, accanto a un poligono militare. Pertanto oggi l'apporto che daremo è dimostrare l'incompatibilità e se c'è un futuro per quest'area, è soltanto se questa riserva verrà sanata, verrà bonificata e soprattutto verrà pacificata. Ma è così difficile spostare l'esercito dalle zone militari, insomma, zone di esercitazione? Ma anche su questo dobbiamo rompere un tabù e per anni le forze armate hanno detto che non c'erano alternative, ma i poligoni in questo momento in Sicilia sono aumentati e abbiamo un obiettivo: nel luglio del prossimo anno scadono i 5 anni proprio della programmazione di questi poligoni in Sicilia. Pertanto abbiamo tutto il tempo per ridefinire quelle che sono le prospettive delle presenze militari nel territorio.